io voglio, fugare assolutamente ogni ipotesi di chiusura, salvo veramente condizioni molto gravi che oggi non ci sono. Le condizioni gravi non sono soggettive, non le decido io, non le decide nemmeno il presidente Zaia, sono legate a dei parametri, e i parametri sono quelli degli ospedali, di quanto i nostri ospedali possano o meno andare in difficoltà, è quello che dobbiamo evitare. Però io la penso come il premier Draghi in questo caso, che ha bloccato un'iniziativa del Ministero, della Salute, legato anche al fatto che il Ministero dell'Istruzione stesse dicendo: "Guardate che abbiamo difficoltà con i tracciamenti che ci imponete, cioè che vengono imposti dal CTS, perché tutto deriva dalla parte sanitaria". Io la penso come Draghi, penso che non si debba chiudere. Gli insegnanti sono tutti vaccinati, larga parte di giovani sono anch'essi vaccinati, la larga parte della popolazione in Veneto è vaccinata. Allora io spero che questo serva appunto per non mandare in difficoltà gli ospedali, ma questo non significa chiudere le scuole.